Nel 64, quando c'è stato l'esproprio, l'ente regionale sardo, l'ETFAS allora, è venuto al consolato tunisino che sapeva, ci stavano degli agricoltori all'avanguardia che sapevano di vigna, sapevano di tutto, erano culturati e ci hanno fatto la proposta di venire in Sardegna che c'erano questi poderi abbandonati che i sardi hanno abbandonato e sono andati all'estero. Mio suocero, prima di spostarsi completamente, è venuto e è andato in Sardegna a vedere, a rendersi conto la posizione, la situazione, se è una cosa che si poteva fare o non si poteva fare. È venuto lì, ha visto le cose come stavano e così poi dal campo che sono andati, lui sì, nel campo di Caserta. Prima di andare al campo, loro, quei cugini, altri cugini sono andati a vedere questi terreni e così mio socio è stato il primo convinto di questa cosa qua. E poi piano piano ha fatto venire gli altri parenti, tutti maccaroni, diciamo, tutti siciliani e doc, no, siciliani tutti le origini siciliane, che avevano il potere là, all'avanguardia, e si sono spostati mano a mano in Sardegna, a Castiates, provincia di Cagliari, che là era tutto abbandonato, si può dire. Nel ramo dell'agricoltura sono stati i tunisini italiani, questi sono della Tunisia, hanno trasformato la zona, che come noi quando sono andati in Tunisia, hanno trasformato la Tunisia, questi 50 famiglie hanno messo la vigna, tutta, chi ha messo albicocca, ha messo tutta cose che avevano in Tunisia, già che sapevano lavorare alla grande, hanno messo questo qua e mio socio è stato questo pioniere che piano piano ha fatto convincere la gente a trasformare i terreni in vigna, tutte cose che non esistevano prima e niente, ha cominciato questa, si può dire, questa trasformazione di tutti questi terreni. C'è stata una grande piantagione di vigne, fruttete, un po' di tutto e praticamente si è dovuta allargare la produzione e le capienze erano piccole. Il mio socio è riuscito a fare questa cantina contro tutti, si può dire, era uno contro tutti, perché i sardi lì non pensavano a queste cose qua, perché gente onesta, d'origine pastora, non credevano nell'avvenire. Invece mio socio ci ha creduto, è riuscito a ingrandire questa cantina con macchinari nuovi, logico, tutta all'avanguardia come ha lasciato in Tunisia. Lui si è riproposto in Sardegna, con macchinari nuovi, capienze grandi, è partito tutto lì. Insomma, mio suocero è arrivato che ci hanno dato 12 ettari e poi con questi 12 ettari di vigna l'ha trasformata a spalliera. Rendeva bene, si è comprato un altro podere di 15 ettari, ha messo agrumeto perché c'erano dei belgi come noi, praticamente sono stati mandati via del Belgio, del Sudafrica, erano belgi, hanno avuto la proposta uguale a noi, possiamo venire, noi stranieri possiamo avere le agevolazioni italiane, e dici sì, che volete mettere? Agrumeto, va bene, e così c'è stata un'altra un gruppo di belgi sono investiti nell'agrumeto, è andata alla grande e mio socio ha preso lo spunto di quelli là, perché lui sì, agrumeto sapeva, non sapeva, è andato da questi qua, ha chiesto un po' di informazione, ha visto che le cose c'era acqua, perché si ricorda c'era l'acqua nell'agrumeto, piantò goccia a goccia alla grande, e si è buttato e ha fatto dei soldi proprio alla grande. I primi anni l'Aranci venivano da Oristano con i camion a portare questi camion, che erano 15 ettari di aranci, portava 80-100 quintali, poi piano piano si è inserito al mercato di Cagliari, adesso tuttora, e poi tuttora produce aranci, e poi ha comprato un'altra azienda ancora, che adesso c'è mio cognato che ha fatto di questa azienda un agriturismo, praticamente c'è la campagna.